7 ottobre 2023, Imer, Fiera di Primiero, pronti per andare al Monte Vederna. A sinistra verso il rifugio Vederna, ma la via più indicata e comoda e accessibile è questa strada qui che sale. La Val Noana e lì in fondo le Palle di San Martino. Ecco, c'è il Cristo dei Noni, qui c'è la strada che arriva dalla Val Noana, qui verso il Vederna dove stiamo andando, e questo è il Cristo dei Noni. Ciao! 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 Cascata del Salton. Eccoci all'interno del tunnel. E qui sotto di noi la cascata. Primi colori autunnali. Arrivati in Pian Grande. Arrivati al rifugio Vederna, eccolo lì, dietro questa splendida chiesetta. E adesso via verso la cima del Monte Vederna. Super di qua. E sullo sfondo il mitico Monte Pavione. Ultima salita per arrivare in vetta, quota 1570 circa. Ciao ciucchini! Cima del Monte Vederna. Andiamo via insieme? Dai, vieni. Vieni via con me? Sì, dai che andiamo. Io e il giochino, adesso torniamo via. Vieni via. Qui ci sono le Palle di San Martino, Sas de Mura, le vette feltrine con il Monte Pavione, qui i nostri amici, e lì c'è il Monte Coppolo. Grazie mille Andrea di questa cima, grande. Ciao ciucchini, alla prossima. Ecco la chiara tabella che porta alla croce, purtroppo era nascosta, era caduta e non l'avevamo vista prima, e adesso andiamo in quella direzione. Arrivati alla Croce degli Alpini. La vista della croce spettacolare. Imer, Mezzano, Fiera di Primiero e le spettacolari Palle di San Martino. Bellissima. E dalla Croce degli Alpini adesso verso Stoli Morosna. Sono gli accampamenti militari sulla zona del Vederna. Qui c'è il sentiero Alpini verso Imer e noi invece
prenderemo questa via qui di fianco che dovrebbe portare direttamente alle trincee. E queste qua sono vecchie trincee. Noi stiamo passando sul camminamento sopra. Spettacolo. Abbiamo visto un po' di insediamenti come quelli di prima in mezzo alla terra. Bel funghetto. Dei trinceramenti della prima guerra mondiale. E adesso torniamo sulla sommità del Vederna e torniamo. Ciao Bubi! Qui sotto la Val Noana, veramente wild. Tornati all'abitato di Mer, spettacolare avventura sul Vederna. Grazie mille Andrea, alla prossima avventura!